e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora, stamattina vorrei ragionare con voi della differenza tra un mondo normale e la bolla delle anime belle nostrane, a partire dalle parole che oggi trovano ampio risalto sui giornali del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ieri durante la sua informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino, tra cui l'inaccettabile aggressione in 10 contro 1 delle belve antagoniste a colpi di martellate contro un rappresentante dello Stato. Ha spiegato Piantedosi che questa, la cagnara e la delinquenza esplicita di Torino era stata preceduta e preannunciata lo scorso 17 gennaio da un'assemblea nazionale presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento Notav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della CGIL, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica. Cioè il ministro ha fatto una radiografia perfetta di questo nuovo cartello dell'antagonismo che sta saldando l'antagonismo tradizionale che in quel territorio assume le vesti della guerriglia Notav, sindacalismo di base, esponenti della comunità islamica che, come dire, non hanno l'integrazione come primo obiettivo, ma anche pezzi della sinistra istituzionale e del sindacato istituzionale. Questo è il nuovo cartello islamo-goscista che si dà spesso alla violenza nelle nostre strade, ed è cronaca, probabilmente già il fatto di aver ricordato questa fotografia ha fatto innervosire parecchio lor signori. Ha continuato Piantedosi. In quella circostanza, nel rilanciare l'appuntamento in solidarietà da Scatasuna, è stato sottolineato, cito testualmente, che il corteo avrebbe costituito una resa dei conti con lo Stato democratico. Una resa dei conti con lo Stato democratico, in quanto lo sgombero di Askatasuna alza l'asticella dello scontro. Il 31 gennaio era stato definito uno spartiacque, come una guerra di liberazione nazionale, nella prospettiva di un fronte allargato comprensivo della comunità araba e musulmana, diventate compagne di lotta. E qui figurati, fegati stavano, perché stava scoperchiando l'ipocrisia, no? Per cui sabato a Torino c'è stato un grande momento di dissenso democratico. No, a detta degli organizzatori era il contrario, era una resa dei conti con lo Stato democratico. Una frase, guardate bene, che sarebbe stata assolutamente condivisa e tranquillamente utilizzata dalle Brigate Rosse, una resa dei conti con lo Stato democratico. Considerazione politica di Piantedosi finale, che è quella che ha innescato lo scandalo delle anime belle: credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità, e credo che faccia altrettanto chi più in generale si avventura in riflessioni sociologiche sulla necessità di garantirne di fatto l'agibilità politica. Cioè chi sfila di fianco organizzatori di un corteo che viene preannunciato come una resa dei conti con lo Stato democratico sta legittimando questa parola d'ordine, che è una parola d'ordine non solo violenta, ma nel suo senso letterale addirittura una parola d'ordine terrorista, comunque una parola d'ordine che si colloca al di fuori della dialettica democratica. In un mondo normale, quindi, è uno scandalo che dei politici, dei rappresentanti delle istituzioni, dei rappresentanti del popolo italiano abbiano sfilato di fianco a costoro, non perché abbiano responsabilità personali penali, ovviamente la responsabilità penale è appunto personale, ma perché le parole d'ordine, e lo si sapeva, erano quelle. Il mood di questa grande manifestazione, che in realtà è un momento appunto di rivolta sociale, come direbbe uno dei capi del cartello antagonista, cioè Landini, erano chiare da subito. Quindi in un mondo normale il problema è che, per esempio, il deputato di AVS Marco Grimaldi non solo abbia partecipato, ma abbia poi dichiarato di fronte alle violenze documentate, compreso quella sul poliziotto, queste scene non si sarebbero viste se non fosse stato sgomberato Askatasuna,
Cioè, se non avessimo avuto la bizzarra idea di far rispettare la legge anche per la feccia di Askatasuna, queste scene non si sarebbero viste. Questa è l'inversione totale della logica di loro signori. Per AVS, peraltro, erano presenti anche i consiglieri regionali, Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro, e i consiglieri comunali Sara Diena e Emanuele Busconi. Nella piazza, diciamo, pro Askatasuna si è vista anche Valentina Sganga, consigliere comunale a 5 Stelle, ex candidata a sindaco. In un mondo normale il problema è che dei politici anche importanti, anche con dei ruoli rilevanti, si siano recati a un appuntamento che gli organizzatori lo dicono, non Piantedosi, non Radio Libertà, costituiva una resa dei conti con lo Stato democratico. E invece, nella bolla delle anime belle, il problema è Piantedosi che smaschera la verità. Grazie a tutti, vi aspetto stasera